la seconda edizione di Rock Café, sul set del video di Ligabue, il ristorante delle stelle di Hollywood. Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda edizione di Rock Café. Il lambrusco e il popcorn sono i simboli scelti da Luciano Ligabue per il nuovo album, che con 150.000 copie vendute nel primo mese può considerarsi uno dei successi dell'autunno 1991. Lambrusco e popcorn è anche il titolo della canzone con la quale Ligabue ha realizzato un video dal taglio cinematografico. Sul set con lui c'era anche Rock Café. Vieni qua che ti faccio vedere dov'è il nostro pezzo di mondo. Per me il lambrusco è un vino sanguigno, poco elegante e quindi tutto sommato rappresenta anche un po' le cose che faccio io dal punto di vista musicale. Il popcorn, oltre che al fatto dell'America, rappresenta soprattutto un fatto di sogno in linea di massima legato al cinema. Non è così facile, lambrusco e popcorn. Ligabue è da sempre appassionato di cinema e per la realizzazione di questo video ha stretto con il regista un rapporto di collaborazione molto stimolante. Vieni qua che ti faccio vedere dov'è il nostro pezzo di mondo. Un giorno a casa mia gli ho fatto vedere certi spazi, certe idee, certe cose che possono aver provocato l'idea della canzone, poi ho detto il video tocca a te farlo, io ho fatto la canzone. E devo dirti che in linea di massima diverse immagini sono suggestive, però partono da una testa che è diversa dalla mia, hai capito? Cioè io avrei messo altre immagini, ma mi sembra anche più onesto lasciare lavorare in questo senso il regista. Non è così facile. Si tratta di un'unica ripresa continua sulla quale si sovrappongono una ventina di immagini e suggestioni che si inseguono senza stacchi della cinepresa, quasi con la logica di un sogno. Si tratta di un piano sequenza della durata di tutto il pezzo, credo che sia o unico o quasi nella storia dei videoclip, quindi non c'è nessun montaggio, verrà girato e poi passato per com'è. Proprio per questo prevede una preparazione molto complicata. Tutte le scenette avverranno in tempo reale mentre staremo girando e proprio per questo è diversa proprio la progettazione. È molto curioso come idea, vediamo naturalmente come verrà realizzato. Questa è una cosa che soprattutto in questo momento ha più che altro in testa e negli occhi il regista più che me, chiaramente. Io mi sento proporre le cose, dico va bene, ma... Si chiama Planet Hollywood ed è senza dubbio il ristorante più nuovo nella New York degli anni 90. Vediamo perché. E adesso tutti a cena. Il ristorante è nuovo di zecca e a gestirlo ci pensano 3 protagonisti del grande cinema: Sylvester Stallone, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. Arriving now, Mr. Elton John, ladies and gentlemen, let's get on. All'apertura la settimana scorsa c'erano Elton John, Eddie Murphy, Michael J. Fox e Stevie Wonder. Kids wanted to come, some of them, check it out. Per tutti, cotolette alla milanese cucinate dall'aitante Arnold. The Wiener Schnitzel I cooked yesterday, I was here in the morning already cooking Wiener Schnitzel. Le cotolette che ho cucinato, a dir la verità, non erano un granché. Ho anche chiamato mia madre al telefono per cercare di capire i miei errori. E così ho scoperto che il problema era nelle uova. Ne usi sempre troppo poche, Arnold. 9 hours ahead, I said, this is falling apart. I said, what should I do? She says, you use too much egg, you idiot. È così che d'ora in poi si può cenare per soli $18 nel centro di Manhattan. Tra memorie di film passati alla storia ed esperimenti culinari, vi può anche capitare di sentire Bruce Willis che canta e suona. A quel punto può succedere di tutto. Finalmente sono considerato per il mio vero talento, quello di cuoco. E anche per questa volta, buonanotte.